L'auto abbatte un palo e si schianta contro un muro, tragedia della strada nella notte a Montebelluna, vittima un 19enne di Cairano San Marco. Nel Padovano muore dopo giorni di agonia un 26enne coinvolto in uno schianto a Ferrara. Infortunio sul lavoro a Monselice, operaio travolto e schiacciato dal muletto che stava manovrando, l'uomo è gravissimo in ospedale. Il caso della nave di migranti sbarcata a Trapani per ordine del Capo dello Stato dopo lo stallo di questi giorni. Salvini smentito e scavalcato, l'ira del segretario veneto del Carroccio, atto illegittimo, dice da Re. Intanto proprio a Salvini si rivolgerà il sindaco di Treviso Mario Conte dopo la bufera sull'ex caserma Serena e i suoi presunti legami con la maxi retata di antidroga di Mestre. Gli chiederò di farla chiudere, dice. Imprenditore sessantenne di Padova, ricattato e costretto a pagare dal giovane kosovaro con il quale aveva una relazione. L'uomo ha finito sul lastrico con questi pagamenti, estorsione bloccata e responsabile arrestato. All'aeroporto Canova di Treviso il bilancio dell'attività di finanza e dogane contro l'illecita movimentazione di capitali. Nel 2017 intercettato un flusso di 2 milioni di euro. A settembre il Consiglio regionale del Veneto terrà una seduta sulla Marmolada, tornata tutta in territorio trentino dopo la decisione dell'Agenzia del Territorio di Roma. Andremo lì per rivendicare una cima che sino a pochi giorni fa era per metà veneta, ha detto il Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben trovati. La prima edizione dei nostri telegiornali e in primo piano la cronaca di un altro terribile incidente stradale, un'altra vittima giovanissima. È successo a Montebelluna, nella notte ha perso la vita un ragazzo di appena 19 anni. Un boato nella notte, il lamiere contorte, i segni sull'asfalto dell'ennesimo tragico incidente stradale. È accaduto poco prima delle 2 del mattino lungo la strada provinciale 19 in via Castellana. L'auto, una Volkswagen Polo, si è schiantata contro un muro. La vittima è un giovanissimo, si tratta di Elia Caverzan, 19 anni, residente a Cairano San Marco. Il giovane probabilmente stava tornando a casa quando ha perso il controllo della vettura, che prima ha divelto un palo della luce e poi ha finito la corsa contro un muro. Una tragedia, l'ennesima della strada. Via Castellana è molto trafficata di giorno e di notte e da sempre considerata pericolosa. Immediatamente è stato lanciato l'allarme. Sul posto si sono precipitati gli uomini del SUEM 118 e di Vigili del Fuoco che hanno estratto il ragazzo dall'auto ed hanno messo in sicurezza l'area. Nonostante i soccorsi e i tentativi di rianimazione, il personale medico ha dovuto dichiarare la morte del giovane di Cairano San Marco. Il gravissimo incidente è avvenuto a Montebelluna, all'incrocio tra via Castellana e via Traversaghi. La dinamica della tragedia è al vaglio della Polizia Stradale di Treviso. Le operazioni di soccorso dei Vigili del Fuoco sono terminate dopo circa 2 ore e mezza. Nel Padovano invece si piange la vita di un 26enne che dopo un giorno di agonia è espirato, era rimasto coinvolto in un incidente a Ferrara. Dopo lo schianto lo hanno estratto in condizioni gravissime dalla sua classe B. Il volo disperato in elicottero all'ospedale di Bologna e i tentativi dei medici del reparto di rianimazione del Maggiore non sono bastati. Ha lottato per un giorno Edoardo Mutton, 26 anni, di Padova, agente di commercio di una compagnia telefonica. Le ferite riportate nello schianto si sono rivelate troppo gravi. Il giovane era rimasto coinvolto mercoledì mattina in un incidente lungo la statale 16 Adriatica tra Runco e Quartiere a Portomaggiore in provincia di Ferrara. Spetterà agli agenti della stradale di Argenta stabilire l'esatta dinamica dell'incidente avvenuto verso le 10:30 sulla statale 16 in prossimità dello svincolo per Quartiere a Portomaggiore. La Mercedes classe B 180 condotta dal 26enne stava percorrendo l'Adriatica in direzione di Consandolo quando per cause ancora in corso d'accertamento si è scontrata frontalmente con un tir di una ditta veronese. Ora la piaga degli infortuni, solo qualche giorno fa a Campodarsico nel Padovano una vittima, l'ennesima vittima di questa terribile annata in Veneto e stamane a Monselice un altro gravissimo incidente. È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Schiavonia un operaio rimasto vittima di un incidente sul lavoro in un'azienda di Monselice. Secondo una prima ricostruzione l'uomo stava lavorando con un muletto dal quale è poi rimasto schiacciato durante una manovra. Immediato l'allarme e l'arrivo del SUEM. Ricoverato d'urgenza l'operaio avrebbe riportato diverse fratture e le sue condizioni sono giudicate serie. Parliamo di migranti adesso, a partire dal caso politico, diventato un caso politico, e cioè l'intervento del Capo dello Stato Mattarella per permettere lo sbarco della nave Diciotti, come sappiamo che 67 migranti che attendevano da giorni lo sbarco a Trapani, ma c'era appunto lo stop
del Ministro dell'Interno e Vice Premier Salvini. Dunque l'intervento risolutore di Mattarella, con ovviamente la rabbia del Viminale, ma dall'altra parte anche un plauso dell'altro Vice Premier Di Maio. In tutto questo l'ira anche del segretario veneto del Carroccio, Gian Antonio D'Arè. Scontro al vertice e lo sgambetto di Mattarella a Salvini acuisce ancora di più la distanza tra i due soci di governo, Lega e Movimento 5 Stelle, con il leader pentastellato Di Maio che oggi plaude all'intervento risolutivo del Quirinale. Sorpreso, amareggiato, chi ha deciso il mio posto ne risponderà. Ha affidato in un primo momento a queste parole il suo pensiero, Matteo Salvini, dopo aver saputo che il capo dello Stato aveva sbloccato lo stallo della nave Diciotti con i 67 migranti a bordo e che attendeva di attraccare a Trapani. E che vi fosse sconcerto nel Carroccio lo dimostrano anche le parole di fuoco del numero uno veneto del partito, Gian Antonio D'Arè, ieri sera a Focus. Non è nelle sue funzioni, non è nelle funzioni del capo dello Stato smentire o indicare, può dare delle indicazioni, dei consigli, ma il capo dello Stato non può entrare nel merito di una cosa come questa. Vuol dire che siamo passati ad una repubblica presidenziale. E allora dobbiamo cambiare la Costituzione, è un atto anticostituzionale fatto dal Presidente della Corte Costituzionale, cioè il Capo dello Stato. Lo stop, ripetuto più volte dal Ministro dell'Interno e Vice Premier Salvini, era nessuno sbarco se prima non si fa luce sui responsabili del tentato dirottamento della Guardia Costiera. Dovranno scendere in manette. Muro ribadito per 48 ore prima che intervenisse Mattarella ordinando lo sbarco. Non è possibile. Questo è un atto illegittimo del Capo dello Stato. Lo può fare? Certo che sì, ma cambiamo la Costituzione, facciamo una Repubblica presidenziale. Ma oggi l'alleato di governo e Vice Premier Di Maio dice: se Mattarella ha agito così bisogna rispettare la sua azione, ha sbloccato la situazione, servono procedure più veloci. Noi avevamo la preoccupazione che dovesse essere perseguito chi aveva commesso violenza sulla nave, ma la competenza è della magistratura. Che Salvini abbia esagerato o meno non me ne frega niente, continua. La cosa importante è che con l'intervento del Presidente si sia sbloccata la situazione. Anche perché i contorni della presunta violenza a bordo sono poco chiari. Nelle ultime ore intanto Salvini ha ribadito: mi farebbe arrabbiare se coloro che sono sbarcati finissero tutti a piede libero, ma sul capo dello Stato ha cercato una ricucitura. Non si è mai intromesso in quello che ho fatto come Ministro dell'Interno, io non ho niente da chiarire. Se comunque Mattarella vuole capire cosa ho fatto, io sono a disposizione. Intanto viene chiamato, almeno si rivolge al Viminale, quindi a Salvini, il sindaco di Treviso Mario Conte, che scriverà, ha detto ieri ai nostri microfoni, al Vice Premier e Ministro dell'Interno per fare il punto della situazione sulla ex caserma Serena. L'obiettivo è quello di portarla evidentemente a una chiusura, tanto più dopo i presunti legami emersi dopo la maxi retata antidroga di Mestre. Chiudere il prima possibile la caserma Serena, e questo è l'obiettivo del sindaco Mario Conte, soprattutto dopo aver scoperto che era centrale di lavorazione della droga, poi spacciata fino a Mestre da un vero e proprio clan di richiedenti asilo nigeriani. Scriverò al Ministro Salvini chiedendo un incontro, anche perché voglio portare tutte le istanze del territorio legate ai problemi che queste presenze scaricano nei nostri territori. Il prefetto evidenziava come il problema fosse limitato ad una persona che aveva frequentato temporaneamente le caserme Serena. Noi vogliamo tenere alta la guardia e riteniamo che sia necessario comunque intensificare i controlli sia all'interno della caserma, che però purtroppo non è competenza nostra, noi lo faremo al di fuori della caserma. Quindi già nei prossimi giorni sono in programma degli ulteriori iniziative, dei blitz con il settore cinofilo della polizia locale. Controlli all'esterno dei cancelli, ma anche dell'area ex magazzini del Genio, che le immagini raccontano in tutto il loro degrado. Poi c'è anche l'area spartitraffico davanti alla caserma, luogo materiale di scambio tra spacciatori ed assuntori. Qui l'intervento sarà drastico, con il taglio della siepe diventata, come si vede, un vero e proprio bosco. Perché oggi viene utilizzato come punto di scambio e di spaccio tra rappresentanti appunto e persone che frequentano la caserma Serena. Ma l'obiettivo a breve e medio termine è comunque la chiusura del centro di raccolta migranti. Richiedenti asilo, che il prefetto ha sottolineato essere comunque diminuiti sia dentro la struttura che diffusi nel resto della Marca. Ha confermato che ci sono 350 ospiti all'interno della Serena ad oggi? Sì, circa dai 350 ai 400 ospiti e circa 800 in tutto il territorio comunale.
Ma com'è la situazione all'esterno della caserma Serena, con i residenti che denunciano ancora comunque situazioni di criticità? Tre volti della caserma Serena oggi. Quello che si vede e si sente passandoci vicino. La siepe è diventata bosco sullo spartitraffico e soprattutto la zona abbandonata degli ex magazzini del Genio. Per molti un ghetto, da ieri anche centro di lavorazione da cui partiva la droga, poi smerciata fino in centro a Mestre. Una situazione osservata e denunciata più volte dai residenti. Perché vedevamo troppo traffico di macchine che venivano, consegnavano borse, le riprendevano e era un sottosopra. Poi sulla Iola qui accanto, naturalmente là è il centro proprio di spaccio fra i pusher. Di certo facile appartarsi tra queste siepi troppo cresciute, dove i rami levigati raccontano di persone rimaste ore e ore a bivaccare non solo. Qui si verifica lo scambio vero e proprio dello stupefacente, che una fonte interna ci indica nascosto più in là, nell'area degli ex magazzini del Genio. Anche qui la siepe fronte cimitero nasconde un vero e proprio sentiero costellato di sporcizia, borse probabilmente rubate, biciclette abbandonate. Girando il muro di recinzione è questo lo spettacolo degradante che si presenta alla telecamera e che dimostra come qui ci viva qualcuno, probabilmente il custode dello stupefacente in attesa di essere distribuito. È tutto a pochi metri dal fioraio e dall'entrata laterale del cimitero centrale di San Lazzaro. Ecco perché la gente da tempo evita questa strada e i residenti, forse per paura di ritorsioni, non vogliono parlare davanti alla telecamera. A farsi portavoce Domenico Piccoli, che attacca direttamente il prefetto. Chi di dovere non ha fatto i controlli che avrebbe dovuto fare e cito personalmente il prefetto in persona. Piccoli non si ferma alla sicurezza, sottolineando come lo spaccio sia conseguenza di una mancata programmazione lavorativa per queste persone. Avrebbe dovuto fare uno screening delle loro specializzazioni e delle loro capacità e interessarsi presso le aziende che cercano lavoro e sistemare questa gente, tutelare la gente, non accogliere a braccia aperte e poi buttarle allo sbando, che vanno a finire a spacciare, a prostituirsi e a rubare. Cittadini che dopo tante promesse credono poco che la Serena chiuda entro breve termine. Finché non vediamo che gli aerei sono pieni e le navi cariche e che fanno rotta verso sud, allora in quel momento diremo sì, chiuderanno la Serena. Intanto poi l'esasperazione porta agli eccessi, come quanto accaduto a Mestre, con un cartello che sta facendo discutere appeso appunto vicino a un parco. Ce ne parla da Mestre in diretta telefonica Tiziana Bolognani. Tiziana. Sì, buongiorno da Venezia e bufera su un dentista mestrino reo di avere affisso nel suo studio un cartello in cui rende nota l'aggressione di sua moglie al parco della Bissuola. Fin qui nulla di strano, se non che i toni usati per specificare l'identità dell'aggressore, un uomo di colore, sono stati ritenuti dispregiativi al punto da far decidere l'ordine dei medici a prendere le distanze dal suo iscritto e dalle sue affermazioni. L'episodio, secondo il racconto del professionista, è accaduto qualche giorno fa. La moglie del dentista si era recata al parco in bicicletta e lì l'aveva posteggiata per andare a camminare, se non che al suo ritorno la donna avrebbe sorpreso l'uomo di colore armeggiare attorno al lucchetto che legava la bici alla rastrelliera. L'individuo l'avrebbe spintonata, poi buttata a terra e avrebbe cercato di rubarle la bici e il telefono. Tentativo fortunatamente reso vano dall'intervento di un passante, le cui grida d'aiuto hanno fatto dileguare l'aggressore. Sui toni usati il medico non arretra e annuncia che non appena la moglie si riprenderà dallo shock andrà a denunciare l'episodio alle forze dell'ordine. Da Mestre è tutto, a voi. Grazie a Tiziana Bolognani. Adesso lasciamo la cronaca per un attimo per parlare della guerra della Marmolada, la cosiddetta guerra con il Trentino, dopo che l'Agenzia di Roma si è pronunciata sui confini e il ritorno della montagna tutta, diciamo, in Trentino. Ebbene, ai primi di settembre il Consiglio regionale del Veneto terrà una seduta proprio sulla Marmolada.
Andiamo lì per rivendicare una cima che sino a pochi giorni fa era per metà veneta, ha sottolineato il presidente dell'Assemblea Roberto Ciambetti, ma anche per rendere omaggio nel centenario della Grande Guerra a uno dei luoghi teatro di alcune delle battaglie più aspre. Sarà il Consiglio regionale più alto d'Europa e non a caso la macchina organizzativa si è già messa in moto. La idea è venuta allo stesso Ciambetti, affiancato dal consigliere veronese Franco Gidoni e dal sindaco di Roccapietore Severino Andrea De Bernardin. La idea originaria prevedeva che l'evento ricordasse solo l'anniversario della Grande Guerra, poi la decisione di questi giorni che abbiamo anche raccontato dall'Agenzia del Territorio di Roma ha spinto il Veneto a promuovere un'iniziativa eclatante proprio per manifestare il dissenso su questa guerra di confine e sul ritorno della Marmolada tutta in Trentino. Adesso torniamo, come dicevamo, alla cronaca. A 2 anni e mezzo dalla scomparsa di Florina Simionna da Cazzago di Pianiga, la famiglia non si dà pace e vuole sapere qual è stato il destino della giovane all'epoca 25enne. Sul caso in procura esiste un fascicolo iscritto come fatto non costituente reato e per questo il legale della famiglia chiede che invece si indaghi per sequestro di persona. Florina Simionna non si era mai allontanata da casa né aveva manifestato la volontà di farlo. Conduceva una vita semplice, lavorava in una scuola, aveva pochi amici. La sua scomparsa da Cazzago di Pianiga il 23 febbraio 2016 non è stata indagata a fondo, sostiene la famiglia che da 2 anni e mezzo chiede solo di conoscere la verità. Riteniamo che a questo punto sia doveroso, ma lo abbiamo sempre detto, aprire questo fascicolo perlomeno come sequestro di persona e indagare in ottica investigativa proprio per un fatto costituente reato. Mercoledì mattina in procura il pubblico ministero veneziano Massimo Michelozzi ha ascoltato la mamma di Florina e questo fa sperare a sviluppi ulteriori sulla scomparsa della giovane all'epoca dei fatti appena 25enne. Richiedere, come abbiamo fatto noi, di risentire un po' tutte le persone che gravitavano intorno all'orbita della ragazza e quindi alla comunità, all'associazione culturale alla quale la signora partecipava, la ragazza partecipava. Riteniamo sia fondamentale, così come è fondamentale approfondire i contatti telefonici, perché sappiamo che l'ultima telefonata è della sera del giorno della scomparsa e poi non si è saputo più niente. Attraverso il legale, in presenza di un fascicolo per fatto non costituente reato, la famiglia si è mossa autonomamente in questi 2 anni e mezzo per cercare di ricostruire le ultime ore di Florina a Cazzago di Pianiga. Florina il giorno prima della scomparsa aveva ritirato 250 euro al bancomat, ma il giorno dopo ha fatto un acquisto di pochi euro pagandoli comunque con la carta di credito e quindi io penso che questo possa far sospettare che quei soldi li dovesse dare o li abbia dati a qualcuno nel frattempo. Quello che però vorremmo sottolineare è la necessità che si cominci anche a cercarla questa ragazza, perché di fatto dopo 2 giorni, 3 giorni da quando la ragazza è scomparsa si è fermata tutta la macchina delle ricerche. Un errore non avere proseguito le ricerche, dice l'avvocato Tigani. Deve essere indagata anche la peggiore delle ipotesi, anche se la vorremmo immaginare in salute in qualche isola sperduta. Purtroppo così non è. Una ragazza malata che prendeva dei farmaci, che non poteva allontanarsi da casa e non era mai stata da sola in vita sua. Di conseguenza, facendo 1 più 1, credo che solo 2 possa venire fuori. Voi avete dei sospetti evidentemente? Noi abbiamo qualche sospetto, però lo terremo per noi in questo momento. Sì, nel senso che certo che è qualcuno che gravitava intorno alla ragazza, poco ma sicuro, perché lei quel giro aveva. Tutto può essere successo, ma l'ipotesi più probabile è che qualcuno che le fosse vicino ne abbia fatto qualcosa. Gli investigatori della squadra mobile di Padova e della Polizia Postale del Veneto hanno arrestato un 33enne kosovaro per estorsione nei confronti di un imprenditore 60enne padovano, sposato e padre di famiglia, al quale ha sottratto complessivamente 124.000 euro riducendolo sul lastrico. È emerso dalle indagini che nel 2012, per questioni di lavoro, il 60enne aveva conosciuto alcuni ragazzi stranieri e che con uno di loro aveva mantenuto contatti finché era nata una vera e propria relazione sentimentale. Nel 2016 lo straniero, all'insaputa dell'imprenditore, ha registrato con il proprio telefono un video durante un rapporto. Dopo qualche mese il kosovaro ha iniziato a ricattare l'uomo dicendogli che la propria moglie aveva trovato una chiavetta USB con all'interno il video del rapporto, che voleva separarsi e che quindi pretendeva 30.000 euro per l'acquisto di una casa in Kosovo, aumentando poi la richiesta fino a 150.000 euro. L'imprenditore, impaurito ovviamente, ha accettato di pagare a rate mensili la somma richiesta, diventando però vittima psicologica dell'estorsore. Grazie alla
ricostruzione dei movimenti finanziari. Gli investigatori sono riusciti, dopo che l'uomo aveva accettato finalmente di denunciare quanto stava accadendo, ad accertare la colpevolezza del 33enne. Hanno quindi preparato una trappola con la scusa di ricevere un assegno di 10.000 euro, hanno organizzato un appuntamento in un parcheggio e lo hanno arrestato. E adesso una brevissima pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio in diretta, ancora la cronaca. Andiamo adesso all'aeroporto Canova di Treviso con il bilancio dell'attività delle Guardie di Finanza e Dogane nel mirino, i soldi, capitali illeciti arrivati all'aeroporto. I dati parlano chiaro, si è chiusa positivamente l'attività svolta dalle Fiamme Gialle di Treviso e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all'aeroporto Canova. Nel corso del 2017 il flusso illecito di denaro complessivamente intercettato è stato di circa 2 milioni di euro. Per quanto riguarda il primo semestre del 2018 sono state accertate 47 violazioni in ambito valutario per un valore complessivo di 679.000 euro, che hanno portato alla contestazione di sanzioni estinte mediante il versamento nelle casse dell'erario di 14.000 euro. In questi mesi sono state individuate le rotte seguite e scoperti i meccanismi utilizzati per il traffico illegale di denaro contante, talora ben occultato nelle intelaiature dei bagagli, in appositi doppi fondi, in cartucciere indossate sotto gli indumenti, nelle tasche interne dei borselli. L'attività investigativa sui flussi di capitali non dichiarati alla frontiera è stata quindi intensificata ed i risultati non sono mancati, ma i controlli hanno riguardato anche la lotta alla contraffazione e al traffico di sostanze stupefacenti. Grazie all'ausilio di 2 unità cinofile della Guardia di Finanza è stato scoperto e sequestrato un considerevole quantitativo di hashish e marijuana detenuto per uso personale. Segnalati alle autorità competenti 19 passeggeri di diversa nazionalità. Allora torniamo a parlare di moto ondoso a Punta San Giuliano, quindi siamo a Mestre, tra Mestre e Venezia. Da tempo gli addetti ai lavori denunciano infatti determinate situazioni e hanno deciso di fare da soli. Vediamo come. C'è un rilevatore di velocità, ma non è sufficiente. A Punta San Giuliano, dove quotidianamente ci si allena, sono poche le persone che rispettano i limiti di velocità, con conseguenze pericolose. Questa qui è una zona 30 del centro della città, una zona in cui è necessario una grande presenza e una grande prudenza, perché qua c'è un traffico enorme, commerciale, diportistico, sportivo, che si intreccia tutto in questo brevissimo angolo. Ecco perché chi tocca con mano quotidianamente questa situazione ha deciso di apporre sulle bricole dei cartelli gialli che richiamino al rispetto dei limiti per chi vive la laguna. La maggioranza dei corsi sono rivolti ai giovani, quindi abbiamo una fascia d'età che va dai 10 ai 18 anni, dove c'è la maggioranza dei frequentatori. Poi ovviamente abbiamo anche ragazzi più grandi, e quindi su questa fascia d'età è sicuramente molto importante la sicurezza, e uscire in barca in sicurezza è la cosa fondamentale. Spesso qui, ma io dico spesso quasi sempre, quindi 9 volte su 10, siamo sempre a rischio a mettere in acqua i ragazzini con le barche, perché effettivamente il moto ondoso negli ultimi anni si è sviluppato in maniera decisamente eccessiva. Come attività economiche siamo dei promotori all'interno di questa area e ci crediamo poi anche del fatto che il progetto del Comune per l'Onda Zero riguarda anche l'area di San Giuliano. Quindi in qualità di Presidente io non sono che contento di aderire ad un'iniziativa fatta insieme con le associazioni nautiche della Punta di San Giuliano. Ed ora parliamo dell'esperienza di quei giovani che scelgono il servizio civile, è un modo per formare anche i giovani per un eventuale futuro lavorativo. Io l'ho fatto e lo sto facendo e sto aumentando il mio bagaglio culturale, ricco di emozioni
e di bellissime esperienze. Miriam D'Angelo è una dei ragazzi che sta affrontando l'esperienza del servizio civile. Nei prossimi giorni uscirà il nuovo bando di selezione rivolto ai giovani dai 18 ai 28 anni. 183 i posti a disposizione, in parte nei 79 comuni che hanno aderito all'iniziativa, in parte in associazioni di volontariato. Un'esperienza di crescita personale e un'esperienza soprattutto di comunità, un'esperienza dalla quale potranno trarre innumerevoli benefici che potranno poi utilizzare e sfruttare nel mondo lavorativo. Chi sceglierà di trascorrere i 12 mesi di servizio civile nei municipi potrà essere impiegato a supporto dell'assistente sociale per seguire interventi a favore di minori, disabili, anziani, migranti, come collaboratore del bibliotecario per aiutare nella gestione della biblioteca e ancora affiancare il responsabile dell'ufficio cultura per promuovere eventi o ancora aiutare i tecnici del settore ecologia e ambiente in azioni di mappatura del territorio o interventi educativi nelle scuole. Chi invece opterà per il mondo del volontariato potrà essere impiegato nell'area sociale con minori, anziani, disabili. Un'esperienza che, spiegano i ragazzi che la stanno vivendo, importante per arricchire il proprio bagaglio. Le aspettative che avevo a gennaio sono state più che ricompensate e soprattutto la mia esperienza che sto appunto vivendo mi servirà molto anche nel futuro. Spero mi possano aiutare anche nella vita di tutti i giorni ad affrontarla magari in maniera diversa, con un sorriso, donando agli altri un sorriso, perché ho avuto l'occasione qui di incontrare persone che sono più sfortunate di me, quindi magari anche quando nella vita non tutto va bene ho imparato che adesso è sempre meglio affrontarla con un sorriso. Fra pochissimo, ore 13, si parla di anziani poco tutelati e abbandonati. Perché? Ne parliamo con Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeuta, Giorgio Pavan, direttore ISRA, e Giorgio Favero, medico di medicina generale. Come sempre, per chiamare in diretta 0422 1626 798 oppure potete scrivere sulla pagina Facebook di Antenna 3. E poi questa sera 20:10 per parlare di un tema speciale, importante, il cosiddetto muro di Vianelli, la promessa del Comune di Padova di abbattere il muro di Vianelli, simbolo del degrado, di uno dei punti del degrado più famosi di Padova. Ne parliamo stasera con l'assessore ai lavori pubblici di Padova, Andrea Michalizzi. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo prevalente sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio di venerdì 13 luglio. Sul Veneto ampio soleggiamento ovunque. Sulla nostra regione infatti sarà una splendida giornata caratterizzata dal sole. Possibili soltanto isolati temporali pomeridiani sui rilievi del Bellunese, ma migliorerà presto col passare delle ore. Temperature minime tra 18 e 22 gradi. Valori massimi compresi invece tra 26 e 31 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Poche novità anche sulla nostra regione, il tempo sarà in prevalenza asciutto e stabile, con ampio soleggiamento un po' su tutti i settori, salvo per occasionali rovesci sui rilievi alpini. Temperature minime tra 19 e 20 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 28 e 31 gradi circa. Del tutto simile la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige, anche qui infatti sarà il sole a farla da padrone con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso un po' su tutti i settori, salvo per occasionali piovaschi sulle aree orientali al pomeriggio. Temperature minime tra 17 e 18 gradi, massime comprese invece tra 29 e 32 gradi. Per ora è tutto. Un saluto dal meteo di Antenna 3.